A Grado, il temporale passa veloce su gambe di fulmini e con tuoni che sembrano squassare il cielo, la terra e il mare. E la burrasca, al mattino, lascia all'orizzonte un nitore primigenio. Chi conosce Grado sa che il suo incanto va al di là dell'animata vita di spiaggia. Grado ha un'anima profonda affascinante come le sue radici millenarie, una magia che cattura e che emoziona in ogni stagione. Natura e storia qui si incontrano e qui ricominciano a tessere un dialogo che il nostro mondo ha dimenticato. Grado nasce dal mare e da Aquileia, che fu una delle più importanti città dell'impero romano. Oggi le rovine del suo enorme scalo sono bagnate da un piccolo corso d'acqua. Ma 2000 anni fa l'aspetto della zona costiera era molto diverso da quello attuale. Il fiume Natisone, che oggi finisce in mezzo alla piana friulana, riceveva le acque dall'Isonzo e passava maestoso per l'animato porto di Aquileia, per poi attraversare una campagna florida e abitata che, come testimoniano i resti sommersi di case, ville e strade d'epoca romana, sorgeva al posto dell'attuale laguna. La linea della costa, quindi, si spingeva con ogni probabilità più a sud. E in prossimità delle foci del Natisone era sorta Grado, il cui toponimo deriva dal latino gradus, ovvero scalo. Dal IV al V secolo il nucleo abitato di Grado si espanse fino a prendere la definitiva forma del castrum fortificato, il cui perimetro combacia ancora oggi perfettamente con l'affascinante centro storico della città. Grado acquistò importanza nella seconda metà del V secolo d.C., dopo la distruzione di Aquileia da parte degli Unni guidati da Attila. Gli abitanti della metropoli e delle campagne intorno si rifugiarono sull'isola che ribattezzarono Aquileia Nova. Il VI e il VII secolo segnarono un periodo oscuro per il Friuli, tormentato da invasioni barbariche e dal difficile consolidarsi della fede cristiana. Era scoppiato lo scisma dei Tre Capitoli, così chiamato perché il secondo concilio di Costantinopoli del 553 aveva condannato 3 capi della scuola cristiana che riconosceva in Cristo 2 nature, quella umana e quella divina. Il vescovo di Aquileia Macedonio si ribellò a questo diktat teologico e diede origine a uno scisma. Fu in questa occasione che il vescovo di Aquileia assunse il titolo di patriarca. Intanto i Longobardi avevano invaso il Friuli e ne avevano occupato il territorio, esclusa una sottile striscia lagunare che restò in mano ai bizantini e che aveva Grado come punto di riferimento. In questo complesso e confuso quadro storico, il grande patriarca Elia portò a termine la grande basilica di Santa Eufemia, che il vescovo Niceta aveva cominciato nella seconda metà del V secolo. Nel 579 Elia la inaugurò solennemente. Insieme al battistero e alla più antica basilica di Santa Maria delle Grazie, si veniva così a comporre uno dei centri storici più interessanti del Mediterraneo. Affiancata da un bel campanile che risale al 1300, la basilica di Santa Eufemia appare severa e maestosa, eppure intrisa di quella grazia arcana che caratterizza l'architettura pre-romanica. Nel luminoso interno, reso prezioso anche da un colonnato dai multiformi capitelli, la chiesa custodisce tesori di inestimabile valore, come la pala d'argento che risale al XIV secolo. Il pulpito, abbellito da sculture duecentesche di scuola veneziana, ha cadenze orientaleggianti
che ci ricordano il carattere mediterraneo del patriarcato gradese. Sotto l'attuale Santa Eufemia sono ancora visibili le tracce di una chiesa primitiva, risalente al V secolo. Da una botola è possibile vedere un mosaico con il quale è stata eternata la conversione al cristianesimo di un giudeo. Gli splendidi pavimenti sono un tratto essenziale della basilica, punto d'arrivo di una tradizione musiva senza pari, che trae le sue origini dalla scuola di Aquileia. Accanto alla basilica, il caratteristico battistero ottagonale, risalente con ogni probabilità al V secolo. Davanti ad esso, sarcofagi risalenti al III secolo d.C. ricordano l'origine romana di Grado. Allineata a Santa Eufemia e precedente ad essa, un altro gioiello paleocristiano, la Basilica di Santa Maria, enigmatico oggetto architettonico, testimonianza di un momento storico ancora confuso tra il vecchio, ovvero l'ordine classico, e il nuovo, caratterizzato da una stupefacente e creativa disarmonia. Nella navata destra i mosaici, resti di una basilica ancora precedente, probabilmente del IV secolo. Questi tre capolavori dell'architettura paleocristiana impreziosiscono la cosiddetta città Vecia, la cui area è delimitata dal castrum romano, le cui mura ancora riaffiorano tra le case più antiche, insieme a inaspettati frammenti d'epoca classica, in un affascinante susseguirsi di stratificazioni. Torniamo alla storia. Lo scisma dei tre capitoli aveva creato gravissime tensioni nella Chiesa aquileiese e Roma, approfittando di questa situazione, nel 607 nominò a Grado un patriarca a lei fedele, Candidiano, mentre ad Aquileia, ancora scismatica, venne eletto patriarca l'abate Giovanni. Da quel momento la storia di Grado è caratterizzata dalla rivalità con Aquileia. Una rivalità tra i due patriarchi che portò spesso ad azioni di guerra. Nel 727 il patriarcato di Grado fu consacrato ufficialmente. Furono anche fissati i confini territoriali delle due entità patriarcali, il cui contenzioso morale e materiale si prolungò comunque per secoli. Nell'827 a Mantova, Aquileia segnò un importante punto a suo vantaggio in questa disputa. Anche sulla scorta di documenti contraffatti fu sentenziata l'inconsistenza del patriarcato gradese. Esso non si estinse, ma continuò a vivere grazie al sostegno politico e militare di Venezia, la cui influenza stava progressivamente aumentando. Dopo l'XI secolo, per l'isola cominciò una lenta e inarrestabile decadenza. Grado, da centro spirituale e culturale di enorme importanza, si trasformò in un villaggio di pescatori, sempre alle prese con le prepotenze delle città vicine o con le scorrerie dei pirati uscocchi.
Venezia la difese, ma non ne poté impedire il progressivo impoverimento. Nel 1451, con la bolla papale Regis Eterni, Venezia avocò a sé il titolo patriarcale. Grado, spogliata della sua qualifica più prestigiosa, conservò comunque un suo preciso ordine civile, erede della grandezza passata. La massima autorità era il conte di Grado, eletto da un consiglio cui appartenevano le 7 principali famiglie isolane: i Burchio, i Corbatto, i De Grassi, i Marchesan, i Marin, i Merlato. Con orgoglio tutto isolano, anche in quei secoli oscuri, una volta all'anno Grado si accese di gioia, di colori, di bandiere. È il Perdon di Barbana, una festa che si celebra ancora oggi alla prima domenica di luglio e che fu dedicata alla Vergine nel XIII secolo per una scampata epidemia di colera. Il Perdon di Barbana trae origine da un'antichissima leggenda. L'impero romano era crollato da circa un secolo, quando una notte d'agosto la laguna fu investita da una terribile tempesta che danneggiò i pochi palazzi in muratura e spazzò via le capanne della povera gente. Il mattino dopo, sull'isoletta che oggi si chiama Barbana, fu rinvenuta una statua della Vergine. Il patriarca Elia dichiarò l'immagine miracolosa e da quel tempo a Barbana sorge un tempio dedicato alla Vergine, una sorta di chiesa madre del culto mariano. Lo sfondo di questa festa è un altro dei tesori di Grado, la laguna. Estrema propaggine orientale di quella grande laguna che un tempo abbracciava tutto l'Alto Adriatico, si estende per 25 chilometri, da Rotta di Primero fino a Porto Buso. Un intrico di canali e isolotti, banchi di sabbia e barene, un ambiente unico, un habitat intatto e dall'equilibrio delicato, all'interno del quale sono state create riserve naturali per le migliaia di uccelli migratori che ogni anno qui fanno tappa per il loro viaggio verso sud. Ma al fascino di questo ambiente, fatto d'acqua e terra, di sole e di vento, bastano le parole del grande gradese Biagio Marin, poeta universale. Me perdo nel silenzio, solo guardando, e il mare ingiote il cielo, ma il silenzio del cielo è più grande. Ecco come all'inizio del secolo scorso l'isola fu descritta da un grande scrittore, Ippolito Nievo. Un gregge confuso d'anfibi e catapecchie, mal piantate, male arieggiate, peggio difese contro il mare da un murazzo che, cominciato 30 anni fa, appena adesso aggiunse la metà dell'opera. Ma poco più in là, il Nievo non può fare a meno di meravigliarsi e commuoversi della grande dignità di questa gente, dell'immensa e quotidiana poesia del ritorno a riva dei pescatori. Grado non muore anche per la consapevolezza dei gradesi di vivere in un luogo unico al mondo. E arriva il momento della rinascita,
quando il mondo scopre ciò che i gradesi sanno da sempre. Dopo la metà dell'Ottocento, la nobiltà dell'impero asburgico a cui Grado appartiene scopre quest'isola incantata e pittoresca. Nobili austriaci e la ricca borghesia boema, banchieri ungheresi, pittori e scrittori cominciano a frequentare l'isola e a diffonderne la fama del suo clima mite e benefico, delle concrete proprietà della sua sabbia e della sua aria ricca di iodio. Nel giro di qualche decennio, Grado diventa la spiaggia dell'impero. Nel 1892, anno in cui l'imperatore Francesco Giuseppe riconosce ufficialmente a Grado il ruolo di località di cura e di soggiorno, sono già centinaia i villeggianti che ogni estate vi approdano. Nella cosiddetta Belle Époque, Grado vede aumentare la sua fama internazionale, come testimoniano i bellissimi manifesti che ne reclamizzano le bellezze e le suggestioni. È tanto cambiata Grado da allora? Proviamo a confrontare l'oggi con quelle antiche cartoline talvolta colorate a mano. Passata dall'Austria all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, la clientela gradese continuò ad essere costituita in gran parte dalla buona borghesia delle nazioni sorte sulle ceneri dell'impero asburgico. L'organizzazione turistica si rafforza con la costruzione del ponte che univa l'isola alla terraferma e con l'apertura di nuovi alberghi. Grado ha continuato a svilupparsi nel secondo dopoguerra. Oggi circa 1,5 milioni di turisti all'anno sono attirati dall'incanto della sua spiaggia assolata, dall'aria salubre e dalle confortevoli attrezzature alberghiere. Grado dispone anche di terme marine specializzate per le cure talassoterapiche, tra le più efficienti d'Italia, con alle spalle una tradizione salutistica secolare. Intatto resta il fascino della città vecia,
che alla sera si stempera nella fresca brezza marina e che si accende di tanti ristoranti e locali dove si può apprezzare una delle cucine a base di pesce tra le più gustose e fantasiose di tutto il Mediterraneo. Il poeta Biagio Marin, che di grado fu la voce più alta e uno dei grandi della letteratura italiana di questo secolo, distillò la lingua particolare dell'isola e le sue bellezze, restituendo all'eternità le estreme suggestioni dell'anima isolana. La terra intorno al sol la move e cambia le stagioni. Induti i loghi, fioridure nove, invoca ai puti la canzone. E induti i cuori l'illusion che li stae sempre duri, che i cieli asuri agli uomini permetta l'evasione. Un'anima che resiste, in bilico tra cielo e mare, su quella sottile striscia di sabbia dorata che canta da millenni l'illusione del paradiso.